È partito da Treviso il nuovo corso del bollo auto in Veneto, di fatto l'unica tassa di carattere federalista, visto che il gettito complessivo di 750 milioni di euro finisce nel bilancio regionale. Sono fondamentali poi per il funzionamento della regione, essendo l'unica regione d'Italia tax free che non applica altre addizionali come tutte le altre regioni a statuto ordinario, e quindi per la nostra regione il bollo è fondamentale per avere quelle risorse per garantire i servizi che ogni anno la regione continua a dare ed implementare. Accanto agli sportelli delle città capoluogo, come quello di Via Toniolo a Treviso, sono state convenzionate ben 258 agenzie di pratiche auto. Da metà gennaio poi inizierà anche una campagna di comunicazione con l'obiettivo di diminuire gli oltre 800.000 avvisi che ogni anno vengono emessi dagli uffici della Regione, in gran parte per semplice dimenticanza della scadenza tributaria. E questo, sottolinea Calzavara, in un territorio dall'alta fedeltà fiscale. Questo stereotipo del nord-est che evade non viene confermato dai fatti, anzi viene totalmente smentito. E anche il fatto che la regione del Veneto è il terzo ente in Italia per pagamenti digitali attraverso PagoPA. Per questo da Treviso Calzavara, con il collega al turismo Caner e il sindaco Mario Conte, rilanciano sull'autonomia fiscale e sulla necessità di una giusta ripartizione dei fondi nazionali e comunitari, non solo quelli del PNRR. Noi siamo letteralmente massacrati da questa situazione, continuiamo a versare miliardi di tasse all'anno e non riceviamo servizi. Questo è un dato di fatto. Dobbiamo tornare a riequilibrare quelle che sono le finanze di questo paese, perché altrimenti alcune regioni del sud continuano ad avere più risorse di quelle che in realtà riescono a spendere.